si sta avviando proprio oggi, in questi giorni, la metodologia dei test rapidi. Sono dei kit che consentono nel giro di un'ora di avere una risposta sulla positività, sulla presenza o meno di anticorpi che attestano che ci sia stato il contatto con il virus. Quindi stiamo implementando a livello regionale, sono state distribuite a tutte le aziende un primo quantitativo di kit, stiamo implementando anche questa metodologia. Test rapidi per avere risposta in un'ora alla positività al virus. Un monitoraggio costante da parte dell'azienda sanitaria Euganea, così il direttore generale Domenico Scibetta nella conferenza stampa tenuta sui social network, in cui ha spiegato anche chi beneficerà di questi test. Per quanto riguarda poi la modalità di cosiddetto screening epidemiologico, è chiaro che si stanno avviando alcune progettualità molto importanti per estendere, in base alle indicazioni regionali, per estendere la valutazione della positività al coronavirus a categorie, a soggetti, a cerchi concentrici, in maniera da allargare a fette di popolazione sempre più ampia, cominciando da quelle categorie a rischio, abbiamo detto, le strutture residenziali, ovviamente tutto il personale sanitario. Il direttore generale ha anche fatto il punto sulle case di riposo, con un ulteriore decesso nella notte tra giovedì e venerdì, che porta il numero dei morti a 36. Di questi 24 sono spirati all'interno delle strutture che li ospitavano. Scibetta ha anche sottolineato come l'ospedale di Monselice, allestito per fronteggiare l'emergenza, al momento non sarà utilizzato. Non è scattato a oggi questo piano di grande allarme e i numeri che prendiamo con doverosa prudenza ci dicono che a oggi non c'è nessun motivo per pensare di poter ricorrere a quei letti in quel piano di emergenza che includeva anche l'ospedale di Monselice.